Il calcio è sempre meno nei cuori dei veneti e non sono solo gli stadi ad essere sempre più vuoti, è proprio la passione per questo sport che sta venendo pian piano a mancare anche tra i tifosi. Tanto che secondo uno studio curato da Demos, l'istituto di ricerca di Ilvo Diamanti, chi si dichiara tifoso nel nord-est oggi è il 33% degli intervistati, contro il 39% dello scorso anno e il 45% di 10 anni fa. Sempre meno tifosi, insomma, e non solo tra le donne. Ad allontanarsi dallo sport nazionale, infatti, sono anche gli uomini, soprattutto nelle fasce di età vicine ai 30 e ai 50 anni. E tra molti degli appassionati, ben il 45%, permane quel sentimento di amore per la propria squadra del cuore unito all'antipatia per la squadra nemica, che troppo spesso sfocia in vero e proprio odio. E sembra essere proprio questo ciò che unisce due mondi di per sé molto distanti, come quelli dei professionisti e dei dilettanti. In entrambi vi è difatti un tripudio di oscenità, urlate e scritte, nei campi e fuori, che sfociano nel razzismo e oltre, come nel caso della scritta "Dopo Lampedusa, a casa tua", scoperta dalla polizia su di uno striscione degli ultra di estrema destra del Venezia, a poche ore dal naufragio dei migranti. Mondi per il resto lontani tra loro, sì, perché dal punto di vista finanziario il solco che separa le grandi società da tutte le altre è alquanto profondo, e mentre l'uno viene scosso da continue inchieste su scommesse e scandali vari, l'altro stenta a rimanere in vita. Il primo si può permettere un mercato ed ingaggi milionari per i propri atleti, che sfruttano anche l'imposizione fiscale più vantaggiosa rispetto agli altri paesi europei. Il secondo, invece, è bersagliato dai continui fallimenti delle piccole società e si aggrappa sempre più al volontariato. Che qualcosa non andasse nel calcio era evidente, che se ne siano accorti anche i più tifosi?